6 su 11 erano lavoratori in nero senegalesi che prestavano servizio in un'azienda agricola di Musile di Piave nel Veneziano, che opera nel settore dell'allevamento di pollame e galline ovaiole. Il titolare, un italiano, non li aveva neanche provvisti dei dispositivi anti-Covid e ora per le irregolarità di vario tipo, accertate dai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia che hanno svolto il sopralluogo con il comando di San Donà e dei NAS di Treviso, dovrà versare 51.000 euro di sanzioni, oltre alla denuncia e al provvedimento di sospensione dell'attività. Tutto è partito da un controllo per il rispetto in materia di legislazione sociale, sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro e sulla normativa anticontagio da Covid-19, in cui i militari hanno riscontrato l'impiego di manodopera in nero trovando i lavoratori su un camion intenti a caricare gabbie di galline pronte per la vendita. 2 di loro hanno persino tentato la fuga, ma sono stati bloccati dall'elicottero dell'Arma a poche centinaia di metri.